Agrigento l'Ordine degli Architetti ha presentato il convegno sul tema I luoghi colpiti dal sisma del 1968 nel territorio belicino della provincia di Agrigento. Analisi e proposte degli architetti, che si svolgerà sabato 7 aprile al Teatro Sant'Alessandro a Santa Margherita Belice. L'iniziativa è organizzata dall'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento e dalla Fondazione Architetti del Mediterraneo ed è inserita nel programma del 50° anniversario del terremoto del Belice del 1968. Il nostro Consiglio dell'Ordine degli Architetti, sì dall'insediamento del luglio scorso, ha istituito una commissione, chiamandola ricostruzione, proprio per pensare ai luoghi della provincia di Agrigento che sono stati colpiti da quel tragico evento del 1968. Noi il 7 aprile avremo l'onore di discutere con illustri relatori, con il Presidente nazionale degli Architetti, con parte del Consiglio nazionale degli Architetti, con docenti universitari come Maurizio Carta, Alessandra Badami, Massimo Ventimiglia. Avremo l'onore anche di avere Lorenzo Bellicini, che è il direttore del Cresme, e Di Battista, che è stato già direttore del Domus. Sicuramente questo evento è dedicato ai sindaci del Belice, con una tavola rotonda insieme agli architetti, ma soprattutto insieme anche agli imprenditori, e su questo devo dare un grande ringraziamento non solo a Sicindustria ma soprattutto a Carmelo Salamone, presidente dell'Angi, che ha anche contribuito all'organizzazione di questo evento. Devo anche dire che nel parlare dei luoghi colpiti dal terremoto, nel pensare a una rigenerazione, una riqualificazione di questi centri, mi viene da fare un paragone anche con i centri storici della provincia di Agrigento, che seppur non diruti si trovano in uno stato di abbandono. Quindi noi vogliamo creare un modello per portarlo al Congresso Nazionale degli Architetti, affinché le nostre città della provincia di Agrigento possano avere un modello di intervento per pensare alle città del futuro, per pensare ai centri storici, che sono il vero fulcro sicuramente della storia di una città. Devo dire che noi non potevamo non farlo nei luoghi colpiti dal sisma, nella meravigliosa sede del Teatro Sant'Alessandro, seppur non molto capiente. Ci saranno sicuramente tantissime iniziative che porremo in essere con questo convegno. Lo volevamo fare lì perché proprio dietro la palazzata vi è il quartiere San Vito e San Calogero, un quartiere oggi a tutt'oggi abbandonato, ed è il centro sicuramente dell'espressione nel Gattopardo di quel terribile evento. Il 50° anniversario di questo tragico evento segnerà da parte della sezione di protezione civile il rilancio dell'attività che appunto la sezione dell'Ordine degli Architetti ha voluto in questi ultimi mesi. Il compito dei nostri colleghi è un duplice compito. Da un lato è quello di portare avanti delle attività volte alla prevenzione attraverso i monitoraggi dei centri storici, e in tal senso partiremo già ad aprile a monitorare i centri storici di Favara e poi Canicattì e via via anche gli altri comuni della provincia di Agrigento. Auspicando anche stimolando le amministrazioni comunali affinché possano portare avanti quei progetti di rigenerazione urbana. Poi è chiaro che i nostri colleghi architetti sono stati formati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per intervenire in caso di emergenza sisma, e in tal senso hanno già partecipato purtroppo recentemente al sisma che si è verificato in centro Italia. L'occasione del 7 aprile è un evento organizzato, fortemente voluto dal Presidente dell'Ordine con tutto il Consiglio, alla quale va il mio ringraziamento. Rappresento quella che è la Commissione Ricostruzione oggi sulla Valle del Belice. Devo ringraziare tutta la Commissione che ha partecipato all'organizzazione dell'evento. Speriamo che sia un evento partecipato, perché d'altro canto è un momento sulla quale un momento di autocritica forte per la ricostruzione post-sisma del 68, sulla quale possono nascere nuovi metodi progettuali, nuovi modi di rigenerare il tessuto urbano, rigenerare gli animi delle persone afflitti proprio dal terremoto del 68 e dalla catastrofe che ha colpito i territori belicini. Ci vediamo il 7, sarà un evento interessante con la presenza della Protezione Civile, delle CNA-CCP, di figure illustri e di architect presenti sul mercato internazionale.